Eccoci qui in questa recensione del Belfriuli, oggi puntata specialissima del Belfriuli perché ci sono degli ospiti, cioè non degli ospiti, nella puntata sì, però c'è una sorpresa, una brutta sorpresa per Happy Farming Day. L'Inner Circle sbarca in Friuli, l'Inner Circle, Chris Jericho, Santana, Ortiz, Jack Hager, sono tutti, e anche ovviamente Sammy Guevara, sono tutti in Friuli ad affrontare Leslie, ad affrontare Ludmillo e soprattutto Happy Farming Day, un inner circle che ha detto ormai questo è il nostro territorio, this is our yard, un po' come Roman Reigns, ecco. Quindi un inner circle che vuole questo territorio, vuole questo pezzo di farm e secondo me una mezza idea del perché Jericho e gli altri hanno fatto quello che hanno fatto è una, anzi vabbè che è anche vero che se vi ricordate Jericho era ospite nella recensione scorsa, ha parlato lui, ha recensito lui, ha detto che voleva essere ospite di una puntata, però io ho un'altra teoria, cioè che Dragunov, che essendo fratello di un wrestler, e voi sapete che fra wrestler hanno fatto comunella, e Dragunov secondo me avrà sparso la voce dicendo a Jericho e all'Inner Circle di prendersi quel territorio, quella farm. E così l'Inner Circle ha fatto, ecco. Un Inner Circle che pure dice che mettersi contro l'Inner Circle è come, è come suicidarsi, è un suicidio, non si può andare contro l'Inner Circle. In più, un Happy Farming Day tutto allarmato, ha cercato di inseguire un camion con dei trattori, infatti erano molto lenti nel correre. Quindi è stato veramente incredibile come l'Inner Circle ha lasciato, anzi, di come l'Inner Circle sì, ha lasciato il segno in questa puntata, nel Bel Friuli, nella serie in generale. È stato veramente uno shock. Nessuno se l'aspettava perché sì, si aspettava qualche comparsa di Jericho, vista anche la recensione che c'è stata, visto anche che Jericho è un grande fan del Bel Friuli, ma ora le cose sono cambiate, ora Jericho vuole la farm, vuole il controllo, vuole tutto, insieme all'Inner Circle vogliono comandare loro, sono veramente scioccato, sono veramente sorpreso da quello che è successo e wow, un ottimo episodio come sempre. Ora, ora chissà come Ludmillo, Leslie e Happy Farming Day risponderanno a questo attacco dell'Inner Circle, un attacco veramente molto brutto, molto intenso, che credo che si ricorderanno per il resto delle loro vite, senza dubbio. Quindi ora c'è da capire cosa succederà, cosa può succedere nei prossimi episodi. Lo staremo a vedere, ho molta hype, voi come sempre supportate il buon Happy Farming Day per il lavoro che sta svolgendo. Ha fatto recentemente un video che io lo attendevo da tanto sulla vita reale, sulla farm, sull'agricoltura reale, quindi andatevelo a vedere per chi se lo fosse perso, mi raccomando. Non esitate, andate a vedere tutto quello che Happy Farming Day vi può offrire. E niente, questo è stato l'episodio. Mi auguro che non sia venuto un po' troppo corto, però c'era questo da dire, un inner circle che lascia il suo segno. Ecco, un'altra cosa che ho da dire, non è che forse Paolo chiederà aiuto al Pinnacle, che attualmente sono i rivali dell'inner circle, quindi chiederà aiuto a MJF, a Wardlow, agli FTR, a Tully Blanchard, a Sean Spears. È un'opzione da non escludere. Il problema è che MJF è molto perfido, è molto cattivo dentro, un heel, quindi potrebbe anche voltare le spalle a Happy Farming Day come lo ha già fatto con Jericho, come lo ha già fatto con Cody Rhodes un anno fa a Full Gear, quindi la situazione è molto pericolosa qui nella farm di Paolo, nel bel Friuli, quindi state sintonizzati, non perdetevi nessun video, non perdetevi nessun episodio, mi raccomando.